Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura 2 incidenti stradali verificatesi ieri sera nel giro di poche ore nel Ragusano. Il primo ha avuto luogo lungo la strada statale 115 dove un ciclista extracomunitario sarebbe stato investito da un'auto. Il secondo incidente invece ha visto scontrarsi 2 auto di cui una ribaltatasi dopo l'impatto e un camion. Lo scontro è avvenuto lungo la Ragusa-Catania. Il bilancio sarebbe stato di 2 feriti. E rimaniamo ancora in tema di incidenti stradali. È stata individuata l'automobilista che giorni fa avrebbe investito 2 ragazze di 18 e 19 anni in piazza Indipendenza a Palermo, travolgendole mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. A bordo dell'auto pirata c'era un'anziana rintracciata dagli agenti della municipale. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, adesso la donna rischia una denuncia e il ritiro della patente. Arrestati questa mattina Antonino Carbè e Paolo Masuzzo a seguito di una ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Siracusa. I 2 sono gravemente indiziati del delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine, avviata nel mese di aprile 2021, ha avuto origine dalla denuncia presentata dal titolare di una nota attività commerciale di Avola, al quale i 2 arrestati si sarebbero rivolti per ottenere 25.000 euro che sarebbero serviti per sostenere alcune spese processuali. I 2 avrebbero avanzato le loro richieste in più occasioni e dichiarato di essere stati mandati da un esponente di vertice del locale clan mafioso. È in chiusura l'ennesima protesta dei lavoratori in somministrazione della Temporary SpA che, nonostante svolgono il loro lavoro ogni giorno con scrupolo e responsabilità per conto dell'AST, non si spiegano perché i loro stipendi siano ogni mese in ritardo. Per tale motivo mercoledì 28 dicembre è stato organizzato un sit-in sotto la sede palermitana della società in questione. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.